Giornata di prevenzione oncologica che conclude un ciclo di 7 appuntamenti con Albignasimo Incontra Salute, dove abbiamo toccato tutte quante diverse patologie, le tematiche della salute, ma soprattutto della prevenzione in campo appunto della salute del cittadino. Oggi in questa cornice fantastica, grazie ai volontari della Protezione Civile e della Croce Verde, ricordiamo anche il loro contributo, siamo riusciti ad ottenere con i volontari anche della LIT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, nella sezione del Bignasego, ben 120 visite distribuite con la parte dei NEI sulla prevenzione del melanoma e quello della mammella. Ci siamo organizzati per dare un supporto logistico all'iniziativa, montando delle tende in piazza per usarle come ambulatori e poi come piano B in caso di maltempo mettendo a disposizione la nostra sede. Secondo anno di questa giornata è conclusivo di un anno di Albignasego Incontro alla Salute, che ha riscontrato molto consenso tra i cittadini della nostra città, e speriamo si possa approfittare di questi eventi anche per il prossimo anno e quindi di offrire questo servizio ad altri cittadini. Abbiamo avuto tantissime richieste, purtroppo non sono state neanche tutte evase, e confidiamo proprio nel prossimo anno di poter accontentare tutti.